Dunque ha un po' già presentato l'artista che ha eseguito questa splendida scultura, è definito nel mondo artistico lo scultore del vento, è veneto, è nato a Fara di Soligo, vive a Sernaglia della Battaglia, per cui trevigiano, uno dei nostri. Signor Carlo Balliana, a cui sicuramente va un applauso, e il microfono prego per un saluto alla nostra cittadinanza per l'opera d'arte che ci ha veramente... Grazie che mi avete dato questa possibilità, ma dico due parole dopo tutto quello che è stato detto, mi sembra più che sufficiente per capire anche il significato del mio lavoro, che andremo poi a scoprire. Io porto il saluto doveroso da parte mia, perché sono stato anche sollecitato a questo, del cardinale Tarcisio Bertone, il quale ha seguito anche lui alcune fasi di lavoro, perché quando è venuto il presidente della Proloco con Monsignore e gli altri responsabili della Proloco qui di Concordia, stavo lavorando su questa statua. Era destinata, ed è andata anche, è lì a Cracovia, davanti alla cattedrale di Arcapana, cioè la Madonna Regina della Polonia. Quindi per fare questa statua ho dovuto anche fra l'altro mediare con il Vaticano e anche con il Monsignor Stanislao Duvic, che porto il saluto, è l'arcivescovo di Cracovia, che poi fra l'altro è stato anche 27 anni segretario particolare di Giovanni Paolo II. E mi ha detto sì, se è una chiesa antica che ha dei ricordi che il Papa è stato, è giusto mettere anche lì una statua. Però vi prego, faccia una piccola modifica, un qualcosa che non sia uguale alla nostra. Va bene, non facciamo campanilismo anche con il Papa. Allora lui ha capito, io ho interpretato il loro desiderio e ho fatto delle modifiche, non al volto, ma nelle movenze del paludamento delle vesti. Detto questo, io mi sento onorato perché Angelo Moretto, presidente di una Proloco, come sono io presidente di una Proloco da 20 anni al mio paese, so cosa significa far volontariato, prendere iniziative, fare qualche opuscolo, qualche libro, e io francamente come Proloco non sarei stato in grado di realizzare un monumento così finanziariamente. Ecco, siete stati bravi, avete avuto l'appoggio del Monsignore, di tante altre brave persone qui di questa bellissima cittadina, ed è un onore per te, per la Proloco, ma anche per me, perché così entriamo proprio in simbiosi di intenti nei valori, quelli che sono oggi i più cari, i più sentiti, ad esempio il volontariato. Io vi ringrazio, grazie a Sua Eccellenza per le parole che ha detto ricordando Giovanni Paolo II, che io ho letto 5 volte la vita di Giovanni Paolo per capire meglio chi era il vero personaggio Wojtyła, e da lì ho capito che anche lei ha letto più di una volta il messaggio che lui ha lasciato. Grazie ancora a tutti. Grazie signor Balliana, si fermi un secondo signor Balliana, si fermi davanti al monumento che verrà fra poco inaugurato. Abbiamo il nostro sindaco che voleva farle un piccolo dono. Concordia nella sua storia ha 3000 anni, per cui al di là di... però... Esatto. Grazie signor Sindaco. Io ho trovato subito ospitalità quando l'ho incontrata la prima volta qui nel Sagrato della Chiesa con Monsignore, con Moretto, che ha presentato per la prima volta così l'idea di collocazione. Poi sono state fatte delle varianti e credo anche sotto un certo aspetto giuste, visto che la statua va vista e non deve essere rinchiusa per andare a vederla. Ecco, qui è un posto, mi sembra, molto molto adatto anche a questo incrocio di strade, così speriamo che non succedano incidenti e che qualcuno si fermi piuttosto a guardare e dire anche una preghiera. Grazie ancora. Al limite metteremo un cartello, attenzione, rallentamenti possibili per la presenza della statua Papa Giovanni Paolo II. Per cui avete capito l'importanza, il fatto che c'è un monumento molto simile al nostro, che è stato inaugurato il 16 ottobre in occasione dei 31 anni dal giorno che è diventato Papa Giovanni Paolo II, a Cracovia. Tra l'altro, sentendo le parole del signor Balliana, mi è venuto in mente che ad aprile io e anche
Don Ivano siamo andati a Katowice, il paese dove è nato, dove è stato battezzato la chiesa Giovanni Paolo II, e abbiamo avuto l'onore di fare una messa lì, per cui non sapevamo neanche di questo, ma era un po' l'inizio di questo 2009 che ha portato a questo momento importante.